La Regione è contraria al progettato rigassificatore di Trieste, lo dice il Presidente della Giunta, Tondo. Buon pomeriggio dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Sembrava un progetto addirittura d'arrivo, seppur avversato dagli enti locali, e invece sul rigassificatore di Trieste ora anche la Regione punta ad un ripensamento. Intanto si affronta la finanziaria per il prossimo anno. Il servizio di Antonio Cagliazza. Nell'aula del Consiglio è ancora in corso la discussione generale sulla finanziaria, ma la manovra si discute e si mette a punto anche qui, nella grande sala antistante, in decine di conciliaboli ed incontri riservati, in cui prendono forma le ultime modifiche. La discussione entrerà nel vivo già dal pomeriggio, intanto resta di attualità la questione del rigassificatore che Gas Natural intende realizzare a Trieste, tema affrontato ieri in un incontro pubblico dal Presidente della Regione Tondo, che ci torna su, eliminando ogni possibile dubbio. La Regione Friuli Venezia Giulia è contraria e questo dirà allo Stato quando Roma chiederà un parere a Trieste. A questo punto io dirò di no, perché lo Stato stesso da un lato col Ministero dell'Ambiente mi dice alcune cose, dall'altro col Ministero dello Sviluppo Economico mi dice altre cose, quindi a questo punto io mantengo una posizione che è quella di dire di no, perché non ci sono gli elementi per continuare. Noi stiamo parlando del rigassificatore proposto da Gas Natural, cioè quello a terra, ma ce n'è un altro, quello offshore, un po' più a largo nel Golfo. Su quello la Regione dice sì o dice no? Non abbiamo nulla in questo contesto che ci possa far dire di sì. Io tra l'altro anche in passato, anche quando ho espresso un giudizio favorevole sul rigassificatore, ho sempre detto che quello a Golfo non mi pareva una soluzione, quindi su quello rimango sulla posizione che ho assunto fin dall'inizio. Un no anche su quello, insomma? Quello non è neanche mai stato preso in considerazione, quindi non c'è da dire no. Non c'è una proposta su questo, quindi non esiste oggi nelle carte che io ho davanti a me. Doppio no dunque su entrambi i rigassificatori progettati, anche per quello di Endesa. Intanto, mentre andiamo in onda, è riunita la Giunta regionale. Fra i tanti temi, una notevole quantità di proroghe presentate dall'assessore al lavoro Brandi, di ammortizzatori sociali e strumenti di gestione delle innumerevoli crisi in ogni settore e in ogni area della nostra regione, e nuovo ingresso anche la siderurgia, con un provvedimento che durerà 3 anni.